passare a storia. Beh, allora, diciamoci che adesso purtroppo molto spesso le guerre si combattono anche attraverso l'utilizzo degli aerei, no? E quindi purtroppo si lanciano le bombe, si attaccano, addirittura adesso lanciano direttamente i missili, è una cosa terribile. La guerra è sempre una cosa terribile. Ma pensate che molto tempo fa l'unico modo per combattere era quello di andare in trincea proprio personalmente, e spesso proprio in queste trincee la situazione era davvero difficile, brutta, bruttissima, ed era complicatissimo, come potete immaginare, anche comunicare con le famiglie, con le persone che aspettavano a casa i soldati. E quindi i capitani, insomma i responsabili anche degli eserciti, impedivano ai soldati di mandare le lettere, oppure riuscivano a prendergliele facendo finta che poi le avrebbero spedite, e gliele prendevano in modo che non arrivassero a destinazione, in modo che nessuno sapesse cosa stava succedendo in trincea, così si chiamavano. Molti di voi probabilmente lo sanno che cos'è una trincea, lo chiediamo oggi alla nostra professoressa, così come tante altre cose, perché parliamo proprio delle lettere segrete delle guerre. Paola Reggiani in collegamento con noi. Professoressa, buongiorno. Ciao Mario, ciao a tutta la banda e tanti auguri Gabriele. Guardalo lì, guardalo lì. Tra l'altro abbiamo fatto, grazie ancora per la bellissima lezione che abbiamo fatto venerdì, una lezione sulla legalità molto bella, grazie anche a te che hai partecipato a questa splendida puntata che potete rivedere su Rai Play. Vi consiglio di farla, ragazzi, perché non c'è un giorno giusto per vederla, bisogna vederla sempre, secondo me, bisogna sempre parlarne di legalità. Allora, prof, parliamo però di lettere nascoste, di segreti, perché? Sì, perché Mario, oggi infatti vi parlerò in particolar modo della Prima Guerra Mondiale, ma non di grandi fatti, grandi azioni, grandi personaggi, ma parleremo della storia della gente comune, quella fatta e raccontata proprio dai soldati al fronte. Sappiamo che la Prima Guerra Mondiale infatti è stata una guerra di massa, perché vi hanno preso parte, si stima, 74 milioni di persone, in particolare 6 milioni di italiani. E questi italiani non hanno dovuto combattere solo contro quelli che allora erano ritenuti nemici, quindi i tedeschi o gli austro-ungarici, ma anche, come hai detto tu, contro segreti e bugie. E la prima grande bugia che io vorrei presentarvi è proprio l'idea di guerra lampo, cioè una guerra rapida, risolutiva, che nell'idea comune in pochi mesi avrebbe dovuto decretare il vincitore. E invece noi sappiamo molto Che bene non è che andata per niente così. Scrivetelo voi ragazzi sul vostro quaderno che prendete appunti, no? Guerra lampo, ne stiamo parlando, ed era, come dice giustamente la nostra professoressa, una grande bugia. sì, perché in effetti sappiamo che la guerra in realtà si protrarrà Eh, in totale per oltre 4 anni, no? oltre. Terminerà l'11 novembre del 1918 con l'armistizio di Compiègne, però voglio dire, prima di allora insomma, abbiamo tanti anni di guerra. Una guerra che tra l'altro quindi diventa subito, anziché una guerra lampo, una guerra di posizione o guerra di trincea, perché appunto i soldati combattevano per guadagnare pochi metri e magari poi venivano, come dire, ricacciati indietro dal fuoco nemico, magari anche del doppio, ecco, della distanza che avevano percorso. E quindi in generale per sentirsi, se vogliamo, più vicini alle loro famiglie in questo contesto drammatico, oppure perché all'inizio del Novecento già si sapeva, insomma, si era diffusa di più l'alfabetizzazione, molte persone sapevano leggere e scrivere, magari anche solo in dialetto, oppure per riuscire ad esprimere, ecco, lo shock della guerra, ecco che i soldati scrivono tanto, scrivono diari, scrivono cartoline e soprattutto scrivono lettere. E allora a questo punto io sono sicura che i nostri ragazzi da casa si stiano chiedendo: ma lettere? Chi scrive più lettere? Eppure in un contesto in cui non c'erano i social, non c'erano le email, i sistemi di messaggistica istantanea, ecco che le lettere davano grande conforto ai soldati perché permettevano di avere notizie della famiglia o del proprio paese o perché no, anche delle proprie fidanzate. I soldati erano molto gelosi delle foto delle loro fidanzate che si portavano appunto anche in trincea. E ecco, anche i soldati poi rispondevano, scrivevano, magari per chiedere ai genitori di spedire qualcosa di cui avevano bisogno,
oppure per dare testimonianza del fatto, insomma, che stessero bene. Però non potevano mai dire esplicitamente dove si trovava il loro reggimento, perché ovviamente magari le lettere avrebbero potuto essere intercettate dalle spie nemiche. E qui adesso vorrei farvi vedere proprio l'esempio di una lettera scritta dal fronte. In questo caso si tratta di una lettera molto tranquilla, molto distesa. Eccola qui, un soldato che è appena arrivato al fronte sta, come dire, compiendo i primi passi, sta capendo a che reggimento insomma è stato assegnato, però ci tengo a fare una precisazione. Questa lettera che io vi mostro non è la normalità, cioè sul sito del centenario della Grande Guerra, su Rai Scuola, oppure nei grandi luoghi della memoria come ossari e santuari, in realtà potrete leggere davvero con i vostri occhi testimonianze molto diverse, molto più crude, molto più drammatiche, magari scritte nell'attesa di un attacco oppure ad attacco appena avvenuto. E da queste lettere possiamo leggere, possiamo cogliere la paura, voglio dire, la tensione, anche proprio il tema della precarietà della vita, per esempio, che emerge dalle poesie di Ungaretti, che lui al fronte c'era stato in prima persona e lo sappiamo bene. E questi soldati, quindi, come potete capire, non vedevano l'ora di tornare a casa e di riabbracciare i loro cari. Ma, come hai anticipato Mario, testimonianza di quello che loro vivevano e quindi queste lettere in realtà non sempre arrivavano a destinazione, perché Certo. i governi, sì, dicevo, i governi fin da subito si organizzano, creano degli uffici addetti alla censura militare che sono incaricati di vagliare queste lettere, di controllarle e di bloccare quelle che contengono magari delle verità troppo scomode oppure insomma che non è il caso che i civili vengano a sapere. Anche perché la vita al fronte è veramente difficilissima. Abbiamo ancora 2 minuti, però volevo chiedertela, qual era la situazione. Sì, è una situazione davvero drammatica perché al fronte i soldati vivono nelle trincee e che sono gallerie a cielo aperto che scavano, ecco, che hanno scavato loro stessi e in queste trincee trascorrono tutta la giornata, voglio dire, salvo nel caso degli attacchi, addirittura soddisfano, per così dire, i loro bisogni corporali sempre all'interno delle trincee, tanto che le fonti ci riportano che in alcuni punti l'aria nella trincea è davvero irrespirabile, oppure bisognava camminare carponi tra un attacco e l'altro, tra i cadaveri dei compagni che insomma non si aveva avuto il tempo di spostare. E per non parlare poi, Mario, della diffusione dei pidocchi che hanno portato anche, voglio dire, malattie gravi come il tifo, oppure un particolare tipo di febbre che prende il nome proprio di febbre delle trincee. Però allora, visto che il tempo stringe, io vorrei concludere con un'ultima immagine che ho selezionato per voi. Se è possibile farla vedere, in questo caso non si parla di... Certo, il contesto è quello della guerra, ma se riuscite a vedere bene i volti di questi soldati, sono dei volti sorridenti, dei volti di ragazzi e anche in questo caso si tratta quindi di una testimonianza storiografica importante che per un attimo ci fa dimenticare le atrocità, ecco, della prima guerra mondiale, ma anche di tutte le altre e ci permette di fare una riflessione importante, cioè quando l'uomo abbandona le idee di vendetta, di guerra, di violenza, ecco che allora la vita diventa davvero qualcosa di meraviglioso e il mondo un luogo in cui, voglio dire, vivere è qualcosa di stupendo. Grazie prof per questo bel pensiero. No, tra l'altro guardavo, erano giovanissimi i ragazzi che andavano a combattere. La guerra è orribile, è brutta. Possiamo dire che fa schifo? Si può dire? Si può dire, perché la guerra ci fa schifo e quindi è così. E purtroppo, tra l'altro, noi la vediamo sempre come qualcosa che storicamente succedeva nelle varie guerre. No, ancora oggi, ragazzi, ci sono tantissimi conflitti in giro per il mondo ed è una cosa incredibile il fatto che comunque gli uomini evidentemente non riescono mai a imparare abbastanza dalla storia. Peccato perché è evidente che non seguono le lezioni di Paola Reggiani. Grazie, grazie prof per questa bella lezione. Le tue non sono bugie come quelle di cui parliamo oggi in trasmissione, mentre esistono delle bugie pensate bellissime, direi beautiful, come dicono i 30 Seconds to Mars. Avete capito? È il momento del nostro intervallo.